Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano SimCity, siamo su New Milano, ragazzi, cerchiamo di dare i servizi di prima necessità a New Milano. Allora, ospedalino a New Milano. Ok. Perfetto. Poi facciamo i pompa di qua. Ottimo. E basta, dopo devo fare la polizia. Così almeno diamo le cose di prima necessità. Tanto i cittadini non sono tanti. E vediamo di aumentare le industrie. Così la mia gente va a lavorare a New Milano. Ok, vai un po' su. Stiamo un po' qua così vediamo un po' e pensiamo cosa fare, perché sinceramente sì, io spero, tanti lavoratori devono andare fuori dei coglioni da New Venice, così posso aumentare la zona residenziale, visto che la richiesta è altissima. Che famo, guardiamo un po' i nostri amici cosa dicono. Oh madonna, sti qua si fanno le pare, fioi. Questi si fanno le pare, oh mio dio. Solo qua non posso collegarla, scusa. Cioè, più deficiente, però insomma. Ok. Dai che andiamo su, dai che andiamo su. Ora ospedale facciamo mettiamo una scuola e i pompa. Una scuola e i pompa. E la polizia anche. Il discorso è che non ho ancora capito come cazzo si fa a come si dice, a dare a... Adesso proviamo un attimo, perché secondo me, cioè, è già giusto come abbiamo fatto. È impossibile, non ha proprio senso. Dai New Venice, dai vecchia mia, ok. Ok. Qua non guadagniamo tanto, allora. Così. Io voglio dare un cazzo di merda di... allora. Ok, salute. New Milano. Ok. Pompiere. 1. Poliziotto. 1. Questo. No, questo no, non serve. No, cosa me ne frega. Bah, ok. 1 e 1. È giusto ragazzi, così deve essere giusto, porca trota. Ok. Adesso vediamo se arrivano. Stiamo qua anche 10 ore e vediamo se arriva il poliziotto e tutti gli altri. Ok. Livello di inquinamento atmosferico aumentato, molto bene. Adesso vediamo, sono curioso di vedere, perché se riesco a servire un po' la città con una mia ambulanza e tu e polizia, cioè sono tranquillo, tanto qua è piccolina, non ho problemi. Attenzione, forse... Però la polizia di New Venice difende le vie di New Milano. Sì. Perfetto. L'ambulanza di New Venice corre in soccorso. Oh, finalmente abbiamo capito. Ottimo. Ottima cosa.
Quindi posso fare solo la scuola. Facciamo la scuola e basta. Tanto, ripeto, l'ambulanza è più che sufficiente per 1022 persone. I pompieri anche. Andiamo a fare però la scuola, sì. La scuola facciamo. Scuola elementare. La cazziamo qua. Ok. Vai. Vai. E vai. Perfetto. I genitori supplicano all'inizio dell'educazione, va bene. Non preoccuparti, vecchio mio, non preoccuparti. Adesso stiamo un po' qua a Milano per capire quanti studenti sono iscritti, se gli autobus sono sufficienti. Ok, siamo un po' calati perché adesso arriva gente nuova. Ciao, vediamo, ho fatto questa città per discorso industriale. Adesso se tutti vanno qua, io sono anche abbastanza tranquillo, perché se tutti quanti quelli di New Venice o comunque una buona parte vanno a lavorare a New Milano, io posso fare altre zone residenziali. E ciao. Dove si fa lo shopping? Non si fa qua. Devi andare a New Venice. Brutto stronzone che non sei altro. Quale industrie vanno? Adesso ne faccio anche altre, vaffanculo. Cosa succede? Carenza di lavoratori. Cacchio. Speriamo che arriva qualche doni. Comunque intanto vai. Io ho bisogno di zone residenziali. Cioè di zone, scusate, industriali per dopo non aver problemi con le residenziali a New Venice. Perché ricordo, ragazzi, che è quella la città più importante. Ok. Buono. E qua ma ricazziamo una residenziale, toh. Guarda qua, sì, qua. Tanto qua io me ne frego del discorso che sono vicino alle industrie. Questa è una città che ha il compito di dare una mano a New Venice, basta. Che vuole portare New Venice a diventare la più bella città del mondo. La città delle città. Vedi, non ci sono lavoratori. Ok. Ricazziamo un pulmino. E mettiamo anche un'aula in più, dai. Così ho proprio la certezza assoluta. Ok. Buono. Torniamo un po' qua. Dopo, ragazzi, dopo questo video penso che andrò un po' avanti senza registrare, così da avere una situazione un po' diversa, perché sennò dopo la situazione è un po' simile, sinceramente non è il massimo secondo me. Quindi adesso faccio un po' di video senza registrare, così da andare alla grande. 44.000. Vabbè, tutto calare. La domanda residenziale è sempre alta. Cioè, chi canca rivissa a morti. Vediamo se c'è qualche edificio abbandonato. Niente, molto bene, molto bene. E quella città va anche bene, sinceramente. Non guadagno tantissimo a turno, perché 1.900 sinceramente non è un gran guadagno, però dai, ci contentiamo. Che ho tanti parchi. Quanti parchi ho? Vediamo, 32.000 parchi. Mamma mia. Adesso volevo fare anche qualcosa di culturale, sinceramente. Qua la sicurezza che i mezzi pubblici non sia infinita. Vediamo un attimo i mezzi pubblici. Allora, attesa 54 minuti. Beh, di certo non è una cosa positiva.
Qua possiamo fare, secondo me, un'altra stazione degli autobus. Se asparemo... Dove la possiamo fare? Ok, facciamola qua. Ok, e potenziamo ancora. Così più autobus ci sono, meno macchine abbiamo. Ok. Certo che spendo tanto, però cosa vogliono i pompieri? Oh, madonna del signore. Cioè... Io capivo vecchio, però non posso fare i miracoli. Cioè... Sì che ne ho fatti, cazzo. Quanti ne ho? 1, 2. Cioè, spoccio, comunque ne ho 2, porca zoccola. Il traffico non mi sembra incredibile, vediamo. Dai, dai, che ce la fate. Polizia cosa vuole? Ok. Qua c'è bisogno di un'altra prigione. Va bene, dai, adesso potenziamo la prigione. Vedete, qua vanno via soldi di servizi incredibili, Cioè, veramente è una roba impossibile. Niente, non si può fare un cazzo qua. Ok. Come al solito il commento ha fatto cagate, ma siamo tutti abituati ormai. Buono. E mettiamo anche qua altre zone residenziali. Spero che dura case. Qua togliamo via e altre zone residenziali. Dai commendone, dai. 35.000 abitanti, buono, buono. Qua ho bisogno di potenziare ancora le case, cioè, non ho niente da fare. Siamo anche vicini. Dobbiamo fare un altro parchetto, robe così, sì, qua veramente ho più parchi che altro. Vai, lo cazziamo qua. E speriamo in un aumento delle case. Ho bisogno di case, cioè di altri grattacieli. Devo espandermi, cazzo. Dai. Dai che andate su, dai cacchio, dai. È una situazione un po' di stallo comunque. Oh, però vedi qua già arriva la casetta nuova. Vai comendone, vai comendone. E qua arriva la casetta nuova. E vai comendone, vai comendone. Però guadagno 459 a tour. Allora, quello devo alzare, assolutamente, ragazzi. Un consiglio su come alzare quel parametro, perché non so cosa fare sinceramente. Avrei bisogno di qualche attrazione turistica, per esempio c'è il coso là, come si chiama? Aspetta un attimo, sul commendone trova. Allora, cultura, centro espositivo, questo lo devo fare con 150.000 che sparo. Va bene, in qualche modo insomma lo devo fare. Ok, dai ragazze, casette, dovete nascere in fretta perché siamo a 300 a turno, non proprio una cosa meravigliosa. Le tasse le abbiamo portate a 10. Proviamo a fare tutto a 10. Speriamo che non si incassa. Ok, 1.700. Qua devo alzare un po' le tasse, mi dispiace ragazzi, ma è così. Quindi però non sono nati ancora grattacieli, sono ancora case di merda. 3.502, ok.
Sì, sì, comunque ragazzi, sono proprio dell'idea che devo fare un po' di video, un po' di ore di gioco senza registrare, perché se no dopo ho la situazione un po' in stallo, voglio, cioè, dovete ritrovare la città piena di soldi e comunque mi sono un attimo meglio di così, perché adesso è una situazione un po' del cazzo, devo accumulare money. Andiamo a New Milano e poi salutiamo la combriccola e andiamo a Nanna. Allora, ha bisogno di Simolon. Sì, perché se no veramente dopo diventa tutto molto simile. Cioè, se invece faccio magari un 7-8 ore di gioco senza registrare, poi vi trovate la città diversa, nel bene o nel male, ma diversa. E questo è l'importante, insomma, così il gameplay è più divertente e non rompe i coglioni, perché se è sempre quello dopo un posso capire che vi rompete le palle, anche se il Comendone il Comendone cerca sempre di intrattenere il pubblico con vaneggiate a dir poco scandalose. Va buono, qua siamo messi così, insomma, niente di che. Va buono, raga, allora adesso l'obiettivo è quello di fare un po' di ore di gameplay senza registrare, per cambiare abbastanza radicalmente le città. Ragazzi, un saluto dal Comendone Veneziane e dal sindaco di New Venice e New Milano. Ciao!